anni di attività, di successi e una storia che ha attraversato generazioni. Iceberg SRL, l'azienda veneta, leader nella distribuzione di alimenti freschi, congelati e surgelati riservati al settore alberghiero, ha festeggiato lo scorso 14 ottobre un traguardo prestigioso. Nella sede di Piavondio d'Erzo, clienti, fornitori e collaboratori per celebrare un compleanno importante, un'avventura imprenditoriale nata con una semplice busta di piselli, come ricorda il presidente Renato Bernardi, nel 1979, tra tante difficoltà ma con grande impegno e soddisfazione. Adesso è diventato un po', non so se posso dire, una burocrazia che non ti fa più lavorare correttamente bene, con costi enormi, tutto quanto. Una volta questo non c'era, potevi lavorare tranquillamente bene, però era la fatica dall'altra parte perché cercavo di far conoscere i prodotti surgelati, perché appunto, come dicevo, nel 72 vennero i prodotti surgelati, mi hanno preso per un pazzo quella volta, però io ci ho creduto e sono arrivato fino a qua. Un percorso di crescita aziendale straordinario e pieno di sfide che hanno permesso ad Iceberg di raggiungere risultati invidiabili. Una distribuzione capillare in gran parte del Veneto e in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e 110 milioni di euro di fatturato complessivo, inclusi i brand Gel Piave e Fresco e Vario. Tutto questo si raggiunge attraverso gli uomini, quindi alle loro capacità, alla loro professionalità, e quindi è indispensabile lavorare su loro, formarli, prepararli, valorizzare le qualità che hanno e gratificarli, cioè tutto questo ci porta ad avere collaboratori fedeli. È indispensabile che ci sia questo. Loro, i nostri collaboratori, sono senz'altro una forza primaria per poter raggiungere il successo. Senza di loro non si fa niente, non si percorre nessuna strada. E così, con uno sguardo attento ai collaboratori e con il desiderio di contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio, Renato, Giuliano, Luciano ed Ettore Bernardi, 4 fratelli soci fondatori, hanno portato Iceberg ad essere una delle realtà imprenditoriali più solide in Veneto. Con la testa bassa siamo riusciti a superare tutte queste difficoltà e adesso per il momento ce ne sono altre, perché ce ne sono sempre, tutti i giorni sono difficoltà. Dobbiamo fare la forza del canto in tutti quanti, siamo riusciti a portare e arrivare fino a questo traguardo qui e speriamo di continuare ancora. Ogni difficoltà ti insegna qualcosa, ti aiuta di opportunità, vedi altri spiriti, altre nazioni nuove e si cerchi sempre di andare avanti. Perché è proprio quando emergono le difficoltà che nascono le opportunità e Iceberg guarda al futuro certamente con fiducia ed entusiasmo.